Il fenomeno delle agromafie guidate dalla criminalità organizzata si pone contro la società civile. Da studi fatti sulla criminalità in ambito agroalimentare sembra che il settore sia molto appetibile per gli investimenti di gruppi criminali che inquinano lo stesso settore distorcendo la concorrenza, penalizzando gli imprenditori onesti, sfruttando i lavoratori irregolari e compromettendo la qualità dei prodotti, aumentando inoltre i rischi per la sicurezza alimentare e causando danni all'ambiente, alla salute dei cittadini e all'immagine del Made in Italy. A quanto risulta secondo il secondo rapporto di Coldiretti Veneto presentato a Verona, nella filiera agroalimentare regionale sembrano emergere nuove forme di caporalato, gestite da società prive di terra, create appositamente per fornire manodopera illegale, generando concorrenza sleale. Inoltre l'esposto della Premier Meloni al procuratore antimafia Giovanni Melillo, presentato il 5 giugno scorso, ha sottolineato le distorsioni legate al decreto flussi che facilitano l'infiltrazione criminale nel settore. Nonostante l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno delle agromafie, questo sta crescendo in tutta Italia. Per questo motivo Chioggia Ortomercato del Veneto invita a discutere su tale importante tematica presso la sala convegni del mercato orticolo di Brondolo il prossimo 23 settembre alle ore 15. Al convegno sono invitate le autorità locali per discutere del problema e valutare se anche nella realtà produttiva locale si riscontrano segnali di tale fenomeno.